sai, ti volti verso la bionda e io mi levo dai guai. Bevo la tua Coca-Cola come un regalo da Dio. Io ballo meglio da sola o con un'amica mia. Sto ballando a calci e pugni, un po' mi difendo, il cuore batte insieme al tempo della musica. Fra me e il mondo c'è un mare troppo azzurro e profondo. Quando sto ballando come sonnambula non mi svegliate mai, perché ballando come il Brasile la tristezza nascondo. In fondo tutti hanno bisogno di una maschera e io stasera mi dimentico di te. Ballando, che tanto è sempre il solito tango, e in fondo tutti hanno bisogno di una maschera e io stasera mi dimentico di te. Ballando. La camicetta sul seno, che sensazione ti dà fare l'amore nel vino invece di essere qua. Sto ballando a calci e pugni, un po' mi difendo, il cuore batte insieme al tempo della musica. Tra me e il mondo c'è un mare troppo azzurro e profondo. Quando sto ballando come sonnambula non mi svegliate mai, perché ballando come il Brasile la tristezza nascondo. In fondo tutti hanno bisogno di una maschera e io stasera mi dimentico di te. Ballando, che tanto è sempre il solito tango, e in fondo tutti hanno bisogno di una maschera e io stasera mi dimentico di te. Ballando, che tanto è sempre il solito tango, e in fondo tutti hanno bisogno di una maschera e io stasera mi dimentico di te. Ballando, na 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 di, na 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 na, ed io stasera mi dimentico di te. Ballando. E vabbè, anch'io se ci lasciamo ballando è più facile, lo sapete, anche perché la notizia è ufficiale. Lunedì alle 7:30 torna Semivarin, ladies and gentlemen. E quindi, insomma, noi ci salutiamo, cominciamo a salutarci così con questo pezzo di Loretta e Daniela Goggi del 1978. Sto ballando, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, mercoledì 18 di giugno, e l'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici, abbonati, ma soprattutto non dimenticate Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online. Ci sono i Liberamente di Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa appunto che sta per tornare a Semivarin, le videopillole e molto molto altro ancora. Allora, bella gente, quali sono le nostre coordinate solite? 340 670 9659 per le vostre zappe. Vi invito oggi a usare esclusivamente quelle, perché alle 9:05 avremo con noi il sottosegretario Alessandro Morelli per l'Italia da fare. Di che cosa parliamo oggi? Lo potete immaginare, la guerra è in corso, l'America è a un passo dall'entrata
in guerra in Iran, si parla di un'abdicazione di Khamenei e quindi questo segnerebbe in pratica la fine del regime degli Ayatollah che dal 1979 opprime l'Iran. Ieri notte il figlio dello Shah, Ciro Palevi, ha emanato un proclama nel quale dice: polizia, esercito, rivoltatevi insieme al popolo perché io ho già pronto il programma per i primi 100 giorni dopo la caduta del regime degli Ayatollah e costruiremo un Iran civile e democratico. Ancora, ieri sera io ho letto a Zoom, nel finale di Zoom, la lettera che Mike Huckabee, l'ambasciatore americano in Israele, che è anche un pastore, un predicatore, ha mandato a Trump, dove c'è scritto: guarda che è Dio che ti ha salvato nell'attentato che hai subito l'estate scorsa, per cui siccome Dio ti ha salvato lo ha fatto per uno scopo, e lo scopo qual è? Questo qui, di portare a termine la guerra contro l'Iran. Si parla ancora di terzo mandato, scoppia lo scandalo del dossieraggio a Genova, a quanto pare sembrerebbe ci sia stato del dossieraggio contro la neosindachessa Salis, che non è Ilaria Salis, la quale invece continua a piangere, a chiedere che non le sia tolta l'immunità. Insomma, c'è molto altro ancora, soprattutto a giorni la Corte Costituzionale dovrà intervenire di nuovo sul tema delicato dell'eutanasia. Settimana prossima avremo modo di ragguagliarvi di tutto questo a Zoom. Benissimo, noi cominciamo con le agenzie di stamattina. L'ANSA: l'Iran lancia missili ipersonici per colpire Israele. Khamenei: la battaglia ha inizio. Le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e armi dell'Iran. A proposito, buon lavoro al mio pastore di magiche onde, Francesco, che mi permette di essere qui con voi anche questa mattina. Il vertice del G7, sempre sull'ANSA, G7, Meloni: l'obiettivo è che Teheran non sia una potenza nucleare. Il primo giorno, la carica dei 500.000 all'esame di maturità, quasi tutti ammessi. Meloni agli studenti: l'Italia fa il tifo per voi. La sentenza: condannati i capi ultra di Milan e Inter, risarciti i club e la Lega di Serie A. Ancora, 8 studenti su 10 temono l'insonnia da notte prima degli Ieri sera poi c'è stato un allarme missilistico su Tel Aviv attorno alle 23:30 ora italiana, e poi questa mattina all'alba vedremo come si vive a Tel Aviv e a Teheran quello che accade. In un'analisi anche della BBC a proposito del ruolo della Russia, la Russia che teme chiaramente di perdere non soltanto un buon cliente un buon fornitore da cui compra i droni che poi usa in Ucraina, ma anche e soprattutto un puntello nell'area del Golfo. È chiaro però che nel momento in cui
l'Iran si ferma per un po', la Russia può vendere più petrolio e vendendo più petrolio fare più soldi. La CNN, eccola qua, Trump valuta le opzioni americane nel momento in cui il conflitto Israele-Iran entra nel suo 6° giorno. Tra l'altro, notizia di 27 minuti fa, Israele ha lanciato degli attacchi con oltre 50 jet contro appunto siti di produzione di contro siti di centrifughe e produzione di missili. Oltre 50 aerei dell'aeronautica israeliana, sotto la guida precisa della nostra intelligence, hanno completato una serie di attacchi contro bersagli militari nell'area di Teheran nelle ultime ore. Scrivono le IDF, le Israel Defense Forces, le forze armate di Tel Aviv. Tra gli obiettivi ci sono siti per costruire sia missili terra-terra che terra-aria, dice ancora l'esercito. Israele dice anche di aver attaccato una fabbrica di produzioni di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio a Teheran, e questo per fermare e riportare indietro il programma di sviluppo delle armi nucleari di Teheran. Il regime iraniano sta arricchendo dell'uranio allo scopo di sviluppare delle armi nucleari. Funzionari dell'esercito e dell'intelligence americana hanno da tempo detto che gli Stati Uniti e Israele spesso differiscono su come interpretare le informazioni sul programma nucleare. Nel marzo scorso il direttore dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard, quindi degli Stati Uniti d'America, aveva testimoniato che la comunità di intelligence degli Stati Uniti aveva valutato che il leader, la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, non aveva autorizzato la ripresa del programma di produzione delle armi nucleari che aveva sospeso nel 2003. È altrettanto vero però che la IEA, poco prima dell'attacco israeliano, quindi l'agenzia dell'ONU che è il cane da guardia del nucleare nel mondo, aveva sottolineato invece che l'Iran aveva ampiamente infranto i suoi obblighi di non proliferazione del nucleare. Andiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani. Ecco Avvenire, il quotidiano dei vescovi, l'Iran si arrenda. Mentre il G7 stenta a trovare una posizione forte comune, gli USA valutano l'entrata in guerra. Ultimatum di Trump pronto a bombardare in profondità il sito nucleare di Fordow. Sappiamo dov'è Khamenei, missili su Tel Aviv, strage nella Gaza fronte secondario. Guerra in Ucraina, Mosca continua a colpire Kiev, il presidente USA evita Zelensky, di spalla, paletti sul suicidio assistito, il governo muove, no del PD, testo in aula al Senato il 17 luglio, Meloni, chi parla di vita è avversato. Fotonotizia centropagina, Leone ha incontrato i vescovi italiani, il Papa, le comunità siano case di pace, l'autorità dell'energia, prezzi del gas più alti per i clienti vulnerabili, il mercato libero non ha risparmiato nessuno. Quindi queste le famose balle che saremmo stati tutti a basso prezzo perché c'era concorrenza. In Italia non c'è mai concorrenza quando succedono queste cose. Il Corriere della Sera, mitico Corrierone, Iran, Trump pronto a entrare in guerra, ucciso il nuovo capo di Stato Maggiore degli Ayatollah, missili su Israele. Le voci sul passaggio di poteri esecutivi da Khamenei ai Pasdaran. L'ultimatum del presidente a Teheran, ora la resa incondizionata. Riunione nella Situation Room. Lo vedete qua su in questo box, il governatore Zaia, le proteste anti-Bezos, ANPI contro la storia. Il primo piano, che cos'è la superbomba che distrugge i bunker, gli ordigni che solo Washington, una bomba da 14 tonnellate di esplosivo. Fate un po' voi. La trattativa Dazi, gelo USA sull'Europa, non arrivano proposte eque. Il caso Garlasco, test sui reperti di 18 anni fa, non c'è sangue, Garlasco, l'impronta, lo scontro tra i periti. Villa Pamphili, l'inchiesta, l'americana a Malta una vita da fantasma, per i soldi della madre, poi fotonotizia a centropagina, il processo, condannati tutti i 16 imputati, risarcimenti per le due società, 10 anni di carcere per i capi ultra di Inter e Milan. Il Fatto Quotidiano spara a zero, propaganda, la CNN, per l'intelligence niente segnali di accelerazioni iraniane, Trump pensa alla guerra, gli 007 zittiti sulla bomba. Teheran si arrenda, possibile intervento USA, Merz, Israele lavora per noi, Gaza, altri 60 uccisi. Tutte le fake del partito della guerra, dall'antrace di Saddam al piano nucleare di Khamenei,
le false prove per attaccare, il documento sull'atomica di Teheran, il dossier segreto di Meloni e Fazzolari, antifilo arabi, Fratelli d'Italia, l'Iran odia Israele. Il Giornale, svolta nella crisi iraniana, Trump pronto alla guerra, Macron non capisce niente. Gli USA a Khamenei, sappiamo dov'è, serve la resa incondizionata. L'Ayatollah abdica. Attacco frontale di Donald al leader francese. Fotonotizia a centropagina, Meloni al G7, l'abbraccio a Ginevra tra i grandi del mondo. Poi abbiamo qui di spalla imposta sulle emissioni, tasse sulle bollette e sulla benzina. L'Europa riprova la stangata green, l'Europa pensa di valutare una tassa sul carbonio nel riscaldamento domestico e la benzina per finanziare il prossimo bilancio dell'Unione. Pensate, lo scrive il Financial Times, l'imposta sulle emissioni dei carburanti per caldaie domestiche, piccoli impianti industriali e automobili dovrebbe entrare in vigore nel 2027. Maturità al via, parla Venditti, ho emozionato i padri, ora commuovo i figli. Incidente probatorio, Garlasco, area di inchiesta flop, l'impronta chiave non c'è più. Il Tempo, il vizietto, Gualtieri ci casca ancora, dopo i fondi alla Piazza Pro Europa il Comune finanzia pure il Pride dell'odio. Fratelli d'Italia e Lega, vietato pagare eventi politici. La sinistra violenta, l'organizzatore del Remigration Summit preso a bastonate dagli antagonisti. Il silenzio del campo largo, Vannacci è la vera faccia degli antifa. L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Salis, il PPE, il fuoco amico, quello oppositore di Orban, slitta il voto sull'immunità. Lo scudo agli 007 antiterrorismo, ma la sinistra fa le barricate. Relazione Arera, fisco rapace anche nelle bollette. Porta Pia a Roma, viaggio nell'ex Cinema Europa in un palazzo che aspetta di essere liberato dal 2017. Porta Pia, l'occupazione infinita, lo sgombero congelato da 18 anni. Vedete che poi abbiamo la guerra Israele-Iran, caccia a Khamenei, l'Ayatollah cerchiato nel bunker, Trump sappiamo dov'è, si arrenda, la fuga dal G7, lo scontro con Macron. Sempre il G7, iniziativa di Meloni per la tregua a Gaza, Zelensky chiede l'aiuto dei grandi. Ancora Roberto Arditti, basta chiacchiere, il piano di Trump per dare la spallata finale al regime. Il generale Tricarico, il vero obiettivo di Netanyahu, tagliare le risorse ai nemici proxy. I dolori al campo largo, corteo anti-riarmo spacca il PD, Elli segue Conte, i riformisti vanno all'attacco. E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, Bezos, il matrimonio a Venezia, il solito no della sinistra antitutto, c'è la futura signora Bezos che si gira verso di lui che ha lo sguardo basso. Non è che sta cagnara l'hai organizzata tu perché ci hai ripensato? Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Iran, Trump pronto alla guerra, il presidente USA chiede la resa incondizionata di Khamenei. Per ora non lo uccideremo, ma la pazienza sta per finire. I raid di Israele eliminano il neo capo della difesa iraniano, fuga di massa da Teheran. Mosca, rischio catastrofe atomica. Il G7 in Canada non sa di cosa parla, Donald litiga con Macron. Poi abbiamo Milano, processo alle curve, 10 anni ai capi ultra e lo scontro tra i periti sui reperti e le tracce di sangue di Garlasco. La Stampa, Iran, resa incondizionata, il tycoon firma le conclusioni del summit ma spiazza gli alleati. Sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo uccideremo. Trump valuta di entrare in guerra, sposta i caccia, l'attacca a Macron, si sbaglia sempre. Fotonotizia a centropagina, c'è la Meloni che parla con Trump. Amici miei, la foto che racconta come la Premier gestisce il superego dei maschi alfa. Effettivamente io me lo stavo chiedendo, ma la Meloni, no? Ma come gestisce il superego dei maschi alfa? Cioè, è proprio tema di rimente, veramente. Vabbè. Il mondo balla sulla terza guerra mondiale, io devo stare a vedere il superego dei maschi alfa. Vabbè. Bocca mia, taci. La verità, arrendetevi. Trump medita di schierare gli USA nel conflitto con l'Iran, lancia l'ultimatum. Abbiamo il controllo dei cieli, sappiamo dov'è Khamenei, per ora non lo uccidiamo, ma voglio una resa incondizionata. Il cancelliere tedesco Merz, Israele fa il lavoro sporco per tutti noi, siamo pronti ad affiancarlo. Consiglio di sicurezza nella notte a Washington, anche The Donald prende a schiaffi Macron, sbaglia sempre, cerca visibilità. Il suicidio è poco, alla consulta c'è l'eutanasia, alla Corte Costituzionale
la vicenda sollevata dai radicali di una donna che è paralizzata e quindi non riesce a somministrarsi il farmaco letale. Lo scopo è aggirare lo stop al referendum sull'omicidio del consenziente. Viva l'Alditara che li vieta in classe, i cellulari fanno male ai ragazzi, però guai se lo dice il governo, ne scrive Francesco Borgonovo. L'incontro con la CEI, il via libera ai laici, il Papa suona ai vescovi di Zuppi la campanella di fine ricreazione. E poi il calvario degli agenti indagati per ottusità, in ballo dopo 6 mesi il militare che uccise chi lo stava accoltellando, ora tocca a 2 poliziotti, sparate senza verifiche sul caso Salis, il fatto, i dossier immaginari è una strana idea di giornalismo. Infine Libero, eccolo qua, la spallata, finalmente l'Iran delle belve sta per cadere, Trump a Khamenei, resa incondizionata, giallo anche sulla sorte di Ahmadinejad, sinagoga di Milano, giovani ebrei aggrediti, sindacati rossi, scioperiamo contro Israele. E altre grane dopo il referendum flop, eccolo qui con questo volto perplesso, forse sta pensando alla crisi della democrazia, stipendi e poltrone e faida nella CGIL di Maurizio Landini. Un cocktail di ignoranza, sbornia per il benista, il Negroni è razzista. No, veramente, non ci credo. Cioè, il Negroni è razzista. Vabbè. Allora immaginate quanto può essere razzista il Negroni sbagliato, gente. Vabbè, niente, alla stupidità non c'è davvero rimedio. Andiamo a vedere adesso Italia Oggi di stamattina, eccola qua, pensioni, bonus a chi rinvia. Nella busta paga di settembre i lavoratori che rinunciano all'anticipo troveranno i contributi 9,19% dovuti all'INPS. I dipendenti pubblici incasseranno da novembre. Alessandra Ricciardi invece a pagina 7 intervista Gian Claudio Torlizzi, cade l'ipotesi di Putin mediatore, Trump chiede la resa immediata dell'Iran, valutazione al ritiro, Mondadori apre al mercato dei libri usati, commercialisti prima di accettare l'incarico i sindaci unici delle SRL dovranno valutare la congruità dei compensi, Filippo Merli a pagina 9 nel primo trimestre gli ordini delle macchine utensili cresciuti dell'8,5%, ora si temono i dazi e poi il diritto al rovescio. Il Wall Street Journal, ancora una volta implacabile Pierluigi Magnaschi, il Wall Street Journal ha di recente pubblicato un'approfondita inchiesta basata su decine di interviste a funzionari del governo degli Stati Uniti, scienziati, società che lavorano per l'esercito statunitense, dalla quale è emerso che gran parte delle informazioni che sono state pubblicate negli ultimi decenni su UFO sono state costruite ad arte all'interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per distogliere l'attenzione dai progetti segreti legati allo sviluppo di nuove tecnologie militari o verificare l'affidabilità di persone appartenenti allo stesso dipartimento. Disinformazione che ha aperto un filone inesauribile di speculazioni e discussioni senza fine, sulla quale si sono costruiti miti, fantasie, credenze, narrazioni di ogni tipo. Sapere che erano solo fake news lascia un po' delusi, come quando abbiamo scoperto che Babbo Natale non esiste. Andiamo a dare adesso un'occhiata a dov'è, eccolo qua, anche ai quotidiani locali, che abbiamo tempo, sono le 7:52. Partiamo con il Corriere del Mezzogiorno, la Campania, scuola, maturità, la carica dei 40.000. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, nel Salento, uccide la madre a colpi d'ascia. Corriere del Trentino, Stadio San Vincenzo, Fugatti accelera. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, Cancia salvata dalle opere di difesa. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, Orio, ubriaco, pesta a sangue un poliziotto, SOS organici. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, Germani KO, sogno finito, tra le lacrime c'è l'orgoglio. Corriere della Sera, Dorso di Milano, birra e silenzi per la batosta di Capi Ultra, zero casini. Corriere della Sera, Dorso di Roma, Termini, giornata nera, guasta all'alta velocità, treni cancellati, la stazione diventa un accampamento. Corriere Torino, scuole accorpate, le periferie mobilitate per il no. Corriere dell'Alto Adige, il Papa, Alto Adige modello di pace. Corriere di Bologna, passante la sfida di Lepore e De Pascale, Virtus lo scudetto è tuo, con dedica a Polonara, la vittoria col 3-0 a Brescia. Corriere Fiorentino, la Toscana, treni regionali, il caso del flash mob. Gazzetta di Modena, qui è tutto da buttare, milioni di euro di danni per il maltempo nel distretto ceramico, chiesto lo stato di calamità, famiglie al lavoro per liberare i piani allagati. Il giornale di Brescia, Iran, Trump valuta l'entrata in guerra.
Il Cittadino, quotidiano di Lodigiano e Sud Milano, è morto ieri l'81enne di Lodi, investito domenica sulle strisce, pace a lui e un abbraccio alla sua famiglia, Dio lo accolga. Il Giornale di Milano, dalla difesa di Rami ai martiri all'Aqsa, il salto di qualità dei centri sociali. Il Piccolo di Trieste, ovovia l'appello degli abitanti. Il Secolo XIX, tangenti e dossieraggio, inchiesta su Gambino, ex assessore dei Fratelli d'Italia a Genova. La Gazzetta del Mezzogiorno, scoglio regionale, il governo si divide sul terzo mandato ai governatori, Puglia, consiglio flop, Bitetti, la mia Taranto ambiziosa. La 9 Venezia e Mestre, muore soffocata nel rogo. La Prealpina, il mistero della pistola, nessun messaggio lasciato da Rizzotti prima dell'omicidio-suicidio di Angera. La provincia di Como, bastoni, spranghe e spari, notte di scontri tra bande. La provincia di Cremona, c'è il verdetto dei dati, la provincia è sicura. La provincia di Lecco, bus sostitutivi per il lago, caos in città e sulla 72. La provincia di Sondrio, nuovo centro raccolta rifiuti, servirà per 5 comuni. E poi andiamo a vedere Repubblica Palermo, la regione sblocca le assunzioni, previsti 1400 posti di lavoro. E poi di spalla, di lei se ne era occupata l'anno scorso anche la BBC, la dottoressa Claudia Caramanna, nuove minacce alla giudice che salva i figli dei boss. E a Palermo l'ultima corsa delle carrozze, stop alle licenze per i cocchieri. Sono le 7.55, noi andiamo a dare un'occhiata a questo punto alla Repubblica, perché Repubblica naturalmente apre con l'analisi. Ecco qua, questo sarebbe il piano d'attacco degli Stati Uniti d'America in Medio Oriente. Tra parentesi, dice, entro venerdì il potenziale militare sarà al massimo, il regime potrebbe minare Hormuz e incendiare i pozzi petroliferi. Entro venerdì, vi do un dato battuto stanotte dalla BBC, l'ambasciata americana in Israele chiude infatti da oggi fino a venerdì. Il piano portaerei e superbombe, attacco pronto in poche ore. L'abbandono in anticipo della riunione del G7 da parte del presidente americano, la convocazione del Consiglio di sicurezza nella Situation Room della Casa Bianca, il cambio di rotta della Nimitz, la più vecchia portaerei della flotta navale statunitense, che dallo stretto di Malacca nell'Oceano Indiano si sta portando nel Mar Arabico, dove già incrocia un'altra portaerei USA, la Carl Vinson nel Golfo Persico, sembrano i segnali di una decisione in realtà già presa, imminente, che si definirà al massimo entro venerdì, secondo quanto riferiscono a Repubblica qualificate fonti militari della NATO. In 72 ore, infatti, il potenziale offensivo americano nella regione raggiungerà il livello massimo. Del resto, quello che scrive Trump su Truth Social suona come un ultimatum, invoca la resa incondizionata dell'Iran e poi lancia un messaggio all'Ayatollah Ali Khamenei. La nostra pazienza si sta esaurendo, sappiamo dove si nasconde il cosiddetto leader supremo, è un bersaglio facile, non abbiamo intenzione di eliminarlo per ora. Due dunque gli scenari possibili. Il primo, meno probabile, è quello appunto della resa del regime, che per non capitolare accetta quel che finora ha sempre rifiutato, cioè rinunciare al programma di arricchimento dell'uranio, sia in ambito militare che quello civile. È la proposta americana l'unica che può convincere Netanyahu a interrompere la guerra, ma sarebbe anche la più esplicita delle dichiarazioni di sconfitta e i Pasdaran non sono disposti a cedere, anche perché la distruzione e i morti provocati da Israele sembrano aver compattato attorno al governo una parte della dissidenza. Il secondo scenario di fatto si sta già concretizzando di fronte alla tenuta del regime iraniano, alla pioggia di missili e droni su Tel Aviv e Haifa e alla minaccia di colpire il Medio Oriente con attacchi mai visti prima. Le forze armate israeliane espandono l'offensiva e prendono a bombardare nuovi obiettivi strategici, oltre ai siti del programma di arricchimento dell'uranio e delle postazioni di lancio. In questo quadro è prevedibile l'intervento degli USA. Stando infatti a quanto riferiscono le fonti NATO, una possibile reazione della Repubblica Islamica messa all'angolo potrebbe essere il tentativo di incendiare la regione calibrando i missili balistici, l'arsenale iraniano ne contava almeno 2000 a inizio conflitto, su pozzi e infrastrutture petrolifere israeliane, saudite, emiratine e qatariote. Una mossa alla Saddam Hussein, un rabbioso piano di distruzione su larga scala che se realizzato provocherebbe un cataclisma economico e ambientale e che ha un precedente nel 91 quando il leader iracheno dette l'ordine di incendiare più di 700 pozzi in Kuwait.
Altra opzione, minare lo stretto di Hormuz. L'intervento americano, nell'ottica del Pentagono, punta a chiudere subito la partita con gli Ayatollah. Trump è sempre stato al corrente dell'intenzione di Netanyahu di attaccare l'Iran. Le sue dichiarazioni interlocutorie nell'imminenza dei primi raid erano anch'esse un modo per ingannare il regime, per alimentare l'effetto sorpresa. I servizi di intelligence NATO, invece, sono stati avvertiti delle operazioni israeliane con appena 24 ore d'anticipo. Oltre alle portaerei Vinson e Nimitz, gli USA dispongono in zona di un incrociatore 3 cacciatorpedinieri. Una squadra aerea di F-35 ed F-16 si sta schierando attorno all'Iran. Dalle basi americane, inoltre, sono decollati 28 aerei cisterna per il rifornimento in volo dei caccia. Solo l'arsenale statunitense possiede le Moab, le bombe Bunker Buster da 13 tonnellate capaci di bucare anche 60 metri di cemento armato, quindi in grado di dare il colpo di grazia al centro di ricerche nucleari di Fordow, scavato nel ventre di una montagna. L'aviazione israeliana difficilmente potrà mantenere il ritmo di questi giorni. Tra andata e ritorno, ogni missione in Iran comporta un volo di 3.000 km e 4 rifornimenti in aria. Entro venerdì è previsto uno stop parziale per la manutenzione dei velivoli e il riposo dei piloti. Se tutto va come nei piani di Netanyahu, per quel giorno il Pentagono avrà già dato ordine ai caccia americani di alzarsi in volo, in rotta su Teheran. Sono le 8 del mattino, noi ci prendiamo una breve pausa con Little Tony, Cuore matto del 67 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto, matto da legare. Un cuore matto che ti vuole bene. Ci siamo, Anto? Perfetto, grazie Francesco. Le 8, 4 minuti e 3 secondi avete ascoltato Little Tony nel
1967 con Cuore matto, ladies and gentlemen. E allora noi adesso proseguiamo la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione di oggi, mercoledì 18 di giugno. Vi porto a Teheran adesso, vediamo che cosa succede nelle due principali città, insomma, colpite da questa guerra. Teheran, c'è il collega Francesco Capozza che ne scrive su Il Tempo, e lui racconta che Teheran si sta svuotando. Dopo le lunghissime file dei giorni scorsi, anche ieri migliaia di persone si sono messe in auto per lasciare la capitale iraniana devastata dai bombardamenti israeliani che l'hanno colpita per tutta la giornata di ieri. Tra le numerose, il centro della megalopoli iraniana nelle ultime ore appare deserto. Numerose attività commerciali, incluso il celebre Gran Bazar, hanno abbassato le saracinesche. Proprio il Gran Bazar di Teheran riveste un ruolo politico di primaria importanza nella storia dell'Iran, avendo spesso rappresentato un fulcro di mobilitazione politica ed economica. Tradizionalmente i bazar non si configurano come semplici luoghi di commercio, ma anche come spazi di aggregazione sociale dove si intrecciano scambi di idee e opinioni. Durante la rivoluzione costituzionale persiana del 1905-1911 e quella islamica del 79, i mercanti del Gran Bazar, noti come bazari, hanno ricoperto un ruolo determinante nel sostenere i movimenti di protesta e nel fornire supporto finanziario a gruppi religiosi e politici. Nella prima rivoluzione del secolo scorso, che durò ben 6 anni nella seconda metà degli anni 10 del Novecento, i bazari furono tra i principali sostenitori del movimento che costrinse la monarchia a dotarsi di una Costituzione. Strinsero alleanze con intellettuali, chierici e altri gruppi sociali per contrastare le ingerenze straniere nell'economia persiana. Il Gran Bazar si trasformò in un centro di mobilitazione politica dove si organizzavano proteste, scioperi, boicottaggi contro le politiche governative. I mercanti si avvalsero del loro potere economico per esercitare pressioni, chiudendo le attività commerciali come forma di protesta. Inoltre, il bazar fungeva da punto di diffusione delle idee rivoluzionarie e da luogo d'incontro per i leader del movimento costituzionale. Il sostegno del Gran Bazar si rivelò determinante nel rafforzarlo e contribuire anche alla nascita del primo Parlamento, il Majlis, in Persia. Anche nel 79, con la rivoluzione islamica che portò alla caduta dello Shah Mohammad Reza Pahlavi, il Gran Bazar di Teheran ebbe un ruolo cruciale. Anche in questo caso i bazari furono determinanti nel sostenere il nuovo movimento rivoluzionario. Questo luogo, solo apparentemente commerciale, divenne un centro di organizzazione delle proteste contro il regime di Pahlavi, fornendo non solo supporto finanziario ai rivoluzionari, ma anche uno spazio fisico per la diffusione delle idee. Quindi a Teheran, diciamo così, comincia a generarsi attesa. Andiamo invece a Tel Aviv, vi faccio vedere che cosa scrive una brava collega che vive lì e che è stata spesso gradita ospite nei nostri programmi, sia alla rassegna stampa che a Zoom, e la ritroveremo, io mi auguro, la prossima settimana con noi. Eccola qui, Fiammetta Martegani, che salutiamo, se posso permettermi, anche con affetto. La vita nei garage sotterranei, nelle strade semideserte, i rider che portano il cibo. Cosa scrive Fiammetta? Nonostante abbiano perso la vita 24 civili in soli 4 giorni, nonostante le notti insonni, nonostante il senso di insicurezza che attraversa le strade di Tel Aviv piene di macerie come mai in passato, questo paese sembra parlare con una voce sola e parla dell'inevitabilità di una guerra col regime iraniano. A volte credo a quello che vedo, continua Miriam, una signora, una mamma che Fiammetta ha incontrato nei discorsi, diciamo così, da rifugio, mentre ci si trova giù nei rifugi delle case, dei palazzi, e si aspetta la fine degli attacchi. Non riconosco più la mia città, non sono stati colpiti solo i palazzi, le infrastrutture, è stata colpita anche la sua economia, e fa sorridere pensarci qui sotto, mentre i rumori dei bombardamenti ci gelano il sangue. Ma come riusciremo a riprenderci? A pochi metri da qui, sulla Allenby Street, c'è il cratere enorme scavato da un missile. Tutto intorno un intero quartiere di palazzi senza finestre. In questi giorni sono state colpite importanti infrastrutture del paese. L'istituto Weizmann a Rehovot,
una raffineria di carburante ad Haifa, ma nel mirino degli ayatollah c'è finita in particolare Tel Aviv, perché qui si trova la Kiria, il quartier generale dell'esercito israeliano, e perché questo è il centro dell'economia e della cultura. Non a caso sono stati colpiti i grattacieli della Startup Nation e il centro storico Bauhaus. Tutto è silenzioso. Oltre agli allarmi antimissile si sentono solo le sirene delle ambulanze. E tutto è fermo, proprio come ai tempi del Covid, anzi peggio. Allora qualcuno andava in ufficio o lavorava da remoto. Adesso nessuno fa più nulla. E nessuno sa fino a quando. Nessuno sa con quali conseguenze sullo stipendio a fine mese. Gli unici esercizi aperti sono quelli per i beni di prima necessità, le farmacie, i ristoranti che forniscono take away. Questi stanno lavorando davvero senza sosta. Negli shelter ci sono i servizi igienici, ma non certo le cucine. Così si ordina la cena da asporto e si mangia vicino ai rifugi, tenendo d'occhio le modifiche dell'app dell'Home Front, il servizio civile per la sicurezza nazionale, che avvisa dell'inizio degli attacchi, avvisa anche quando sono finiti. Gli unici che fanno avanti e indietro sulle strade deserte sono i rider. Si infilano anche loro nel garage a ogni sirena. In tutta la città i parcheggi sotterranei hanno ormai un loro arredamento quasi stabile. Materassi, tavolini, sedie di plastica e anche piccoli spazi che somiglino vagamente a un'aula di scuola per consentire ai ragazzini di fare lezione. Chiedono della guerra, anche i più piccoli vogliono capire chi sono esattamente gli iraniani. Cos'è un regime? Perché Israele debba combatterlo per continuare a esistere? C'è chi da 5 giorni vive in macchina qui sotto. La frequenza dei missili è spossante. Meglio restare dove si sta. Tel Aviv sembra ribaltata, completamente vuoti i parcheggi in superficie, completamente pieni quelli sottoterra. Famiglie intere si organizzano tra i sedili come un gruppo di sordomuti che temono, come è successo il giorno prima, di non sentire l'allarme in tempo. La notte è la parte peggiore di ogni giorno, non passa mai, e di dormire non se ne parla. Qualcuno gioca a carte, qualcuno legge, e ha portato una chitarra e comincia a intonare Tel Aviv Ya Habibi. Significa Tel Aviv amica mia in arabo. In tanti si mettono a cantare. Io non vivo a Tel Aviv, però ieri l'avete vista in diretta la webcam dell'AP che trasmette continuamente lo skyline di Tel Aviv. Ieri sera, verso le 23:30 ora italiana, stavo guardando la webcam quando all'improvviso si è sentito l'ululato lamentoso, quasi sinistro, quasi iettatorio, permettetemi, come si dice, delle sirene israeliane. E mentre suonavano sono spuntati tutti questi puntini bianchi e nel frattempo da terra decollavano i missili dell'Iron Dome. È stata una cosa di 1 o 2 minuti, attenzione. Saranno state una decina di missili, forse poco più. L'unica cosa è questa guerra, l'assurdità di questa guerra. Pochi minuti di estremo terrore, poi dopo subentra questa calma piatta incredibile. E infatti a 00:20 ora italiana è arrivato l'avviso da parte delle forze armate di Israele che poi si poteva uscire dai bunker. Però vedete, a furia di vederle di seguire questa webcam, poi uno comincia a notare le varie case, chi ha lasciato la luce accesa, chi la luce non è più accesa da giorni, allora quelli sono scappati, allora quelli non ci sono. Su un terrazzo c'è uno che ha messo una bandiera dell'Ungheria e una dell'Unione Europea. Probabilmente saranno ebrei ungheresi, chi lo sa, che si sono trasferiti a Tel Aviv, chissà qual è la loro storia, chissà qual è la loro vita. Allora permettetemi, non è come quella Miss Italia che diceva avrei voluto vivere nel 42 per vedere la guerra, mio nonno l'ha vista in diretta e non ne era certo soddisfatto. Non è questo, è che a furia di vedere sta cosa e sapere che là sotto ci può essere la Martegani, ci può essere Gil Seagal, ci può essere anche gente che tu non conosci, esseri umani come te semplicemente, almeno nel mio caso genera un senso di solidarietà pazzesca verso di loro, perché uno smania, dice non posso fare niente, questo è un senso di impotenza incredibile, ma anche di estrema, se mi posso permettere, umana solidarietà.
Vediamo le zappe che avete mandato al 340-670-9659, poi passiamo in Italia, andiamo a vedere che cosa si dice in tema di terzo mandato, perché la maretta continua e come? Allora, dove siamo qua? Un momento, perché vediamo dove sta? WhatsApp, ecco qua. Allora, voi siete sempre i migliori, ragazzi. Ciao Antonino, grazie per le tue rassegne stampa. Un appunto, ci lasci con le canzoni di ieri e quella di questa mattina davvero brutte, quelle di questa mattina in particolare, ma le parole chi le ha scritte? Spero un anonimo, Walter. Sai che non lo so chi è che l'abbia scritta, però sai, ahimè, è una presa d'atto, no? Sto ballando e ci lasciamo ballando. Grazie ancora, grazie a te per il tuo tempo. Buongiorno Antonino, ci scrive Francesco. Ciao Francesco, bene gli sgomberi dei siti occupati da anni, ma una mattina vorrei svegliarmi e leggere che è stata sgombrata a Roma Centro, Casa Pound, palazzo occupato da anni, e ora con la nuova legge si spera che venga attuata al più presto. Ancora, Marco da Milano, Negroni è anche un famoso salumificio, certo, buonissimo tra l'altro. È razzista anche mangiare il salame, lo boicottiamo, Marco da Milano. Sai che c'hai ragione, Marco. Negroni sono razzisti e chi fa Negrini di cognome siamo anche tutti razzisti. Pazzesco, Clara da Sondrio. Sì, però siete razzistini perché siete negrini, capite? Se invece eravate Negroni, eravate razzistoni proprio di quelli modello Benito Scansati e veloce anche. In provincia di Bergamo c'è un paese che si chiama Negrone, c'è un vino buonissimo, però sono tutti razzisti, Pietro. Questo è un altro di questi temi. Ma vi rendete conto che in questo paese dobbiamo ancora soffrire il wok? Ringraziando il Dio, Trump è arrivato al potere, il wok è finito. E noi qui ancora per anni ci trascineremo queste stronzate. Lo posso dire che è una stronzata? Anzi, andiamo un attimo per favore sul Libero, perché a sto punto io vi devo raccontare l'assurdità di questa enorme stronzata, perdonate il termine, ma andiamo a pagina 11. Lo sapete, io non sono molto istruito e molto educato, per cui ogni tanto mi vengono queste cose. Sentite un po' qua perché io veramente mi sto sentendo male. Il Negroni è un cocktail razzista, al bar di Pordenone scoppia la rissa e benedetti Dio hanno fatto anche bene, insomma. No, per carità, non alzarsi le mani, per carità, però se qualcuno gli ha risposto e gli ha detto ma vai in mona, io non lo so dire col mio accento, se c'è qualche amico veneto o friulano che vuole incidere un bel ma vai in mona, mi fa molto piacere, così imparo anch'io a dirlo bene. Il Negroni è un cocktail razzista e al bar di Pordenone scoppia la rissa. Sentite qua. Succede che la polibibita, così tiriamo in ballo anche futuristi e loro ribattezzare i cocktail, è entrata al centro di un diverbio avvenuto a Pordenone, al bar Primavera, tra un gruppo di stranieri e una masnada di ragazzi del luogo. Razzismo, invocano i primi, ma quando mai i secondi? Ed è subito tensione. Pensare che l'idea era quella di staccare la spina e alzare il gomito. Ma nella notte tra lunedì e martedì il Negroni è diventato atto di contendere al civico 11 di via Aquileia, laddove il Friuli Venezia Giulia apre le sue porte alla nazione. Laddove secondo il mantra delle recensioni di Google il bar Primavera ha racimolato 703 giudizi per un totale di 3,8 stelle su 5. Come dire, qui il bere è potabile. A questo punto i 7 ragazzi per 7 cocktail erano pronti al duello, ma 2 giovani hanno cercato di separare i rivali, arrivati quasi alle mani, come si legge sull'edizione online di Telefriuli, perché quella bevanda tra vermouth rosso, bitter Campari e gin non era più uno strumento per intrattenere ore felici, ma un concentrato di discriminazione con la scorza d'arancia. A dire il vero, secondo le ricostruzioni più fedeli, è stata la barista a riportare la situazione alla normalità, ma lo sappiamo, al terzo quarto giro di drink davanti al bancone tutto diventa più evanescente, illusorio, deformato, proprio come questa polemica, perché il razzismo lo infilano ovunque, ma al posto del ghiaccio nel Negroni non era ancora successo. Come spiegarlo se tornasse in vita il tempo di una pericena al conte Camillo Negroni, che a questa bevanda ha dato il nome nel 1919 a Firenze grazie alla maestria del barman Fosco Scarselli?
Seduti al caffè Casoni ci vorrebbe una seduta intensa di aperitivo per farlo ragionare su cosa è diventato il suo cognome. Ci vorrebbe un ingollatore all'Andrea Pinkez, era grande Pinkez, gran bevitore e grande scrittore, per narrare questa storia fino in fondo, senza perdere il lume e gran fumatore di Toscano, senza perdere il lume della ragione, proprio dove la ragione ha ubriacato le coscienze. Perché, come scrisse il padre cartaceo di Lazzaro Sant'Andrea, fuori dal bar c'è un deserto pieno di gente, meglio stare nel bar, ma non in quello frequentato dalla frangia dei non negroni, perché qui di errato non c'è niente, tranne i bevitori, quelli che dovrebbero ricevere il daspo dai locali per troppa considerazione di sé molesta. A Milano, dove lo sbagliato è stato inventato da Mirko Stocchetto al Barbasso nel 68, sostituendo il gin col prosecco, succede di tutto, ma questo ancora no, perché nell'afa meneghina l'ubriacatura cosmopolita ha la cittadinanza italiana, anche se un amico barman mi confida che ormai il Negroni lo bevono principalmente i ragazzini che vogliono ubriacarsi spendendo poco. Per questo, finito l'articolo, potremmo concederci alla Lawrence Osborne di guardare il mondo dal fondo di un bicchiere qui sulle guglie della Madunina, giudicando chi pur senza bere ha subito la lavanda gastrica del XXI secolo. Bellissimo insulto finale, devo dire. Lo trovo splendido. Chi senza bere ha subito la lavanda gastrica del XXI secolo, quindi ha la faccia come il lato su cui ci si siede. Ottima. Lo trovo splendido davvero, veramente. Geniale. Allora, prima di fare altro cabaret, parlando di una certa eurodeputata, passiamo invece a parlare di terzo mandato, pagina 13 del Corriere, perché la telenovela del terzo mandato non è ancora finita, amici miei, ma non dall'avventura. Eccoci qua. No, qua non è. Andiamo. Questi sono i dazi, scusate, eccolo qui. Corrierone, braccio di ferro sul terzo mandato, stop di Forza Italia, la Lega chiede più tempo, separazione delle carriere in Senato, alla Camera passa per errore una mozione di Italia Viva. I nodi veri sono interni soprattutto alla maggioranza. Il primo è quello del terzo mandato per i governatori, che la Lega continua a chiedere, serve una legge, su cui Fratelli d'Italia si è dimostrata disponibile, ma che vede l'opposizione di Forza Italia e Noi Moderati. Anche i tempi sono molto stretti. Un'ipotesi che circola è che la Lega stessa possa presentare un emendamento in Commissione Affari Costituzionali a un provvedimento sui consiglieri regionali che si sarebbe dovuto votare ieri, ma sul quale Antonio Tajani ha già detto no, presentino quel che vogliono, noi non lo votiamo. Il provvedimento su richiesta della Lega è andato alla prossima settimana, 7 giorni in più tra le proteste dell'opposizione, in tempo eventualmente per permettere un vertice dei leader che possa sbrogliare la matassa e che potrebbe tenersi domani o venerdì o lunedì prossimo. Sì, perché o si interviene immediatamente o non ci sono i tempi tecnici per votare una legge, visto che alcune regioni, tra cui il Veneto, con Zaia che vorrebbe ricandidarsi, devono andare alle urne entro novembre. Quindi sarebbe una corsa contro il tempo in ogni caso, ma con un accordo di ferro tra i leader e magari un rinvio delle regionali a inizio del prossimo anno, l'intesa potrebbe trovarsi. Ma su cosa? L'unica possibilità è che ci sia un patto forte sulle candidature, non solo delle regioni, ma anche delle città al voto. Fratelli d'Italia potrebbe lasciare in Veneto Zaia ed eventualmente Fedriga in Friuli, Venezia Giulia e Fugatti in Trentino, ma non Fontana per un terzo mandato in Lombardia, dove pretende un proprio candidato. Forza Italia potrebbe essere risarcita con candidature in città come Verona, Tosi e Venezia, ma soprattutto Milano, dove potrebbe anche correre un candidato di area civica o un centrista, Lupi. E non solo, anche provvedimenti che Forza Italia chiede da tempo, come la riduzione dell'IRPEF, potrebbero ammorbidire le parti. Insomma, trattare si può, ma va fatti in fretta. E tra le proteste dell'opposizione. Durissimo il capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia, secondo il quale quello che sta avvenendo in commissione è inaccettabile. È la summa dell'avventurismo e dello scarso rispetto di questa destra per le istituzioni. È una provocazione rispetto alla quale il nostro no al terzo mandato è e resta netto. Anche perché, va ricordato, la leader PD Schlein ha già detto no all'ipotesi che De Luca possa ricandidarsi.
e non ha interesse a spalancargli la strada. Intanto altri 2 provvedimenti di riforme stanno per far litigare duramente maggioranza e opposizione. Il primo è la separazione delle carriere, che approda oggi al Senato dopo l'approvazione alla Camera, senza relatore, perché l'esame in commissione si è interrotto, sul quale il centro-sinistra è pronto a una battaglia durissima. Il secondo è il premierato, il cui esame in commissione alla Camera è ripreso proprio ieri. Le 8:24 minuti e 30 secondi, andiamo anche a occuparci della questione eutanasia in questo paese, ne scrive il collega Alessandro Rico a pagina 15 e noi andiamo a pagina 15. Poi vi dico anche l'ultima eurofregnaccia di Bruxelles. Ideologia al potere, i radicali tornano in consulta per far legalizzare anche l'eutanasia. La Corte esaminerà il caso di una donna che può accedere al suicidio assistito, ma è paralizzata e non riesce a somministrarsi il farmaco letale. Lo scopo? Aggirare lo stop al referendum sull'omicidio del consenziente. Cosa succede? La consulta era stata chiamata a pronunciarsi sul caso appunto di questa donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva, dipendente da trattamenti di sostegno vitale, dotata dei requisiti per accedere al suicidio assistito, che però, essendo paralizzata, non è in grado di somministrarsi da sé il farmaco letale. La signora, che rifiuterebbe la sedazione profonda per rimanere lucida e cosciente fino alla fine, chiede che sia il suo medico a inocularle la dose fatale. Se il dottore accettasse, gli verrebbe contestato il reato di cui all'articolo 579 del Codice Penale, l'omicidio del consenziente, punito con la reclusione da 6 a 15 anni. I magistrati hanno dunque sollevato la questione di legittimità, chiedendo alla Corte se, in circostanze come questa, il sanitario non debba godere di una scriminante. Si passerebbe dal suicidio assistito, pratica in cui è il paziente a compiere il gesto che ne causa il decesso, all'eutanasia, in cui è un'altra persona a uccidere il malato, anzi forse sarebbe persino peggio di così. Giova infatti ricordare che la consulta a febbraio del 22 aveva già dichiarato inammissibile il referendum sull'omicidio del consenziente, sottolineando che l'abrogazione della norma, ancorché parziale, avrebbe potuto portare all'impunità per gli assassini, in assenza di garanzie per le persone fragili, incapaci di prestare il loro assenso in modo pienamente informato e autonomo. È un rilievo che la dice lunga sulla trovata dei radicali, i quali hanno dato nome alla donna il nome fittizio ed evocativo di Libera. L'allora presidente della Corte, Giuliano Amato, aveva spiegato che il quesito non riguardava propriamente la liberalizzazione dell'eutanasia, bensì appunto le modifiche alla fattispecie regolata dall'articolo 579 del Codice Penale. L'ex premier considerava capzioso presentarlo come un atto di giustizia nei confronti di coloro che non sono in grado di fare da soli l'ultima mossa. Il referendum avrebbe legittimato l'omicidio del consenziente ben al di là dei casi per i quali ci si aspetta che l'eutanasia possa aver luogo. La preoccupazione, pertanto, era che il pasticcio giuridico innescato dalla consultazione popolare avrebbe compromesso la sicurezza di molte più persone rispetto ai malati incurabili o terminali. L'udienza su questo nuovo caso si terrà l'8 luglio. Nel frattempo la Chiesa, che con Leone XIV sembra tornare a interessarsi alle derive antiumane dell'Occidente, inizia a mettere i paletti alle proposte di legge sul fine vita, in procinto di essere discusse in Parlamento. Speriamo veramente che qualunque soluzione, qualunque decisione venga presa sia a salvaguardia della vita umana, ha commentato ieri il segretario di Stato Pietro Parolin. Intanto il presidente della Commissione Affari Sociali di Palazzo Madama, Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia, ha ribadito che bisognerà evitare il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale. Il denaro pubblico, ha insistito il senatore, non paga una prestazione che si concretizza in un diritto a morire, perché la consulta non stabilisce il diritto di morire. Il pericolo è sempre che, pure da noi, si ripeta quanto accaduto nei paesi che hanno liberalizzato il suicidio assistito ed eutanasia anni addietro. Si comincia dalla pietà per chi non riesce nemmeno a respirare da solo e si finisce col sopprimere gli anziani depressi e i bambini inguaribili. Crepa dopo crepa, il muro del buonsenso rischia di crollare. Voi che cosa ne pensate? 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Le 8:28 minuti, noi andiamo avanti e vi offriamo un po' di una cosa un po' più allegra, ecco, per svelenire il clima e andiamo a vedere questa
questa cosa insomma che sta attanagliando e appassionando tutta l'Italia. Eccolo qui, fai da social, da Morelli a Storace, le invettive di Papà Salis per difendere la figlia, a calci nel culo. Ilaria rischia il posto all'Europarlamento, su X gli utenti criticano, Roberto attacca. Non bastavano le interviste sulla vicenda legata a Ilaria Salis e il voto sulla revoca dell'immunità parlamentare, è intervenuto come da copione anche Babbo Roberto, che su X ha incrociato la baionetta con Francesco Storace, Matteo Salvini e Alessandro Morelli. Beh, allora lo chiederemo direttamente a Morelli che cosa gli è successo. Il vice direttore del quotidiano Libero ha pubblicato, cioè Storace, ha pubblicato la foto dell'esponente di Alleanza Verdi Sinistra abbracciata al genitore, sotto il cartello stradale che indica l'inizio del comune di Monza, località nativa della Primula Rossa, lanciata nell'Olimpo della politica continentale dalla magica coppia del gol di AVS, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Nel tweet intitolato "Si avvicina il voto al Parlamento europeo" è stata aggiunta al computer una scritta all'immagine: "Papino saluta la bimba". Apriti cielo, Roberto Salis è andato su tutte le furie e ha risposto a Storace: "Nella mia vita ho conosciuto tanti fascisti, se gli fosse capitato a tiro uno come Storace lo avrebbero preso a calci nel culo a 2 fino a quando diventavano dispari". Nel pomeriggio di ieri Ilaria Salis, pochi minuti dopo le 13, ha scritto un post per annunciare la notizia del rinvio della discussione in commissione giurì. Storace ha commentato con 3 emoticon sorridenti. Babbo Salis, versione Pietro Viercovud, è subito entrato a gamba tesa in difesa della figlia. E Storace, degno epigone del bullo Franti del libro Cuore, ride come fanno i bulli, ride! Gli uccelli del malaugurio come Francesco Storace, come al solito, sbagliano le previsioni. In fondo basano le loro chiacchiere sulla totale incompetenza che li caratterizza. Non contento se la prende col giornalista di Libero Alessandro Gonzato, autore di un pezzo sull'eurodeputato di AVS. Leggete attentamente l'articolo in un italiano peraltro stentato di Gonzato e cercate di trovare il virgolettato riportato nel titolo. E poi vorrei rispondere alla seguente domanda. Secondo la vostra coscienza, Gonzato è un cretino? 1 sì, 2 no. Ma non basta. L'amorevole padre della donna che occupava le case altrui se l'è presa pure con 2 leghisti. Il senatore Alessandro Morelli ha ricordato in un precedente significativo qual era la posizione di Alleanza Verdi Sinistra sul processo politico a Salvini. Qualcosa del tipo: non bisogna sottrarsi alla giustizia? Anche in questo caso Babbo Salis è corso in aiuto dell'ex simpatizzante della banda del martello. Secondo Morelli, Matteo Salvini si è fatto 15 mesi di detenzione cautelare, per 7 mesi è stato in isolamento e le accuse erano basate su depistaggi della polizia. Sono esserini semplici, così incapaci di cogliere il vero senso della vita reale. Vabbè, l'esserino semplice lo sentiamo alle 9:05 e ci facciamo spiegare da lui se coglie o meno il senso della vita reale. Adesso pausa, meteo, pubblicità e poi dopo ci sentiamo un altro bel pezzo, Riccardo Cocciante, Cerva primavera, oppure io sarò maialu di scogliera, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Frequenti temporali interesseranno anche oggi il nostro paese, in particolare il centro-sud. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche sereni sulle regioni settentrionali e lungo le aree costiere in genere. Più nubi e qualche fenomeno sulle zone interne del centro e del sud. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui rilievi appenninici e sulle zone interne del centro e del sud, temperature in generale calo, salvo in Toscana e al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva,
mi fa piacere che molti ci chiamano, mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte e mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu erve sempre regalo, e così sia. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vola e pur non sogna, in una foglia una castagna. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore. Senza paura di cadere, intendo solo volteggiare come un eterno migratore. E rinascerò senza
complesse frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato tra cielo e terra e l'infinito. Oh, no, no, no. Io rinascerò senza complesse frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato tra cielo e terra all'infinito. Io rinascerò
settimane hanno perso la vita proprio sul lavoro, in incidenti che avvengono durante il servizio sociale, che ovviamente le istituzioni cercano di combattere in tutti i modi attraverso tanti strumenti. Non è sufficiente evidentemente lo strumento legislativo, non è sufficiente la repressione rispetto a magari ci stiamo davvero lavorando in maniera importante anche all'interno della commissione d'inchiesta di cui sono vicepresidente, che si è trasformata in una commissione propositiva proprio per cercare di dare spunti ed opportunità al fine di diminuire questi drammi, di instaurare appunto delle buone pratiche, delle nuove forme di interazione per cercare di limitare questo che, ripeto, è diventato in effetti, in un contesto comunque moderno, tecnologico come quello attuale, una piaga sociale che è difficile da sconfiggere. Il nostro impegno evidentemente è altissimo, ma anche la sfida, insomma, è davvero complessa. Certo. Senta, in questo paese, a proposito di lavoro, abbiamo questo continuo refrain da parte della sinistra: ci vuole il salario minimo, manco fosse la panacea di tutti i mali. Quindi, secondo loro, l'idea qual è? Dare alla gente 9 euro lordi l'ora, cioè l'equivalente di 4,50 euro puliti, che non comprano nemmeno 4,40 euro, vistasi l'esiguità della cifra. Tutto questo nel mentre si continua a lavorare con dei controlli che non sempre sono così efficaci, e poi puntualmente succedono i casi appunto delle morti bianche che leggiamo sui giornali. Mi spiega il senso di questo modo di ragionare? Perché io non l'ho capito. Sì, purtroppo la sinistra in questo paese ci ha abituato, in particolare una parte molto ideologica della sinistra, è abituata a ragionare per slogan, e guardi, c'è un motivo per cui in questo paese il centrodestra continua a governare e continua ad avere consenso. Fortuna per noi, ma io ritengo invece che un'opposizione debba essere forte quando fa proposte concrete, e questa opposizione è un'opposizione che ha sempre atteggiamenti prettamente strumentali, che purtroppo non danno neanche quel valore aggiunto all'azione di governo che dovrebbe essere anche di confronto e di proposta. E questo è uno dei motivi per cui in questo paese fortunatamente il centrodestra, che amministra bene, voglio ricordarlo, non solo il governo centrale ma anche tanti territori, lo fa perché dà risposte concrete ai cittadini, non basandosi su aspetti ideologici ma su proposte ed idee. Devo dire che nel contesto specifico del salario minimo, anche questo lo sappiamo benissimo, chi ha lavorato in azienda, guardi, io ho fatto 30 anni in azienda, ma chi conosce bene il mondo del lavoro sa che il salario minimo è un falso problema. Il problema reale è legato a strutturare forme contrattuali che siano adeguate rispetto a quelle che sono le professionalità, perché ogni persona nel nostro paese fortunatamente ha l'opportunità di lavorare, e l'abbiamo visto, la diminuzione della disoccupazione, che oggi, voglio ricordare, è ai minimi dagli anni 80, è frutto anche di un lavoro importante fatto attraverso una sinergia proprio con il mondo imprenditoriale, che quando trova delle risorse, quindi persone che sono in grado di dare un valore aggiunto alle proprie aziende, sicuramente, pur di non farsele sfuggire, cerca anche di valorizzare dal punto di vista economico. E mettere invece un salario minimo che, ripeto, tra l'altro nel nostro paese sarebbe più basso molto spesso di quello che è il salario che oggi percepiscono, sarebbe appunto una penalizzazione per magari chi invece evidentemente attraverso la propria buona volontà, la propria professionalità, la propria capacità e la propria interazione con il mondo dell'impresa e dell'azienda porta quel valore aggiunto che gli permette di avere anche uno stipendio non solo dignitoso ma anche gratificante. È chiaro che esiste uno sfruttamento del lavoro, organizzazioni che io voglio definire malavitose, che addirittura fanno arrivare i migranti dall'estero per impiegarli poi in attività a basso costo, ma questo è un altro tipo di problema, è un problema che va combattuto attraverso, per esempio, quelle iniziative
e quei percorsi che noi abbiamo avviato con i decreti sulla sicurezza, con altre forme di controllo, che debbono contrastare non solo l'immigrazione clandestina, ma anche tutte quelle forme di sfruttamento che evidentemente sono poi funzionali solo alla malavita e al sistema malavitoso. Capito. Senta, un'ultima cosa. Quali saranno adesso i suoi prossimi impegni? Ma adesso abbiamo un impegno molto importante, pensi che al Senato in questi giorni discuteremo della riforma della giustizia, che è un tema per molti versi caro un po' a tutti, perché si tratta sostanzialmente finalmente di andare a regolamentare quello che è il percorso dei vari ambiti che sono all'interno appunto del mondo della giustizia, e anche qui troveremo sicuramente uno scontro ideologico da parte delle opposizioni, quindi questo decreto, disegno di legge ci vedrà impegnati sicuramente questa settimana e anche la prossima settimana, per poi approdare alla Camera. Un percorso che è partito parecchi mesi fa con il ministro Nordio, che ha portato delle novità importanti che sono state tra l'altro condivise e che con gran parte del mondo della giustizia, dai magistrati agli avvocati a quant'altro, e oggi finalmente arriva in aula un provvedimento che potrebbe dare davvero una svolta in termini di velocizzazione dei processi, di trasparenza anche dei processi, di responsabilità di chi poi lavora nell'ambito della giustizia, che sicuramente potrebbe in qualche maniera agevolare percorsi e tempistiche anche in questo ambito nel nostro Paese. Auguriamo davvero che questo decreto possa arrivare a compimento nel più breve tempo possibile, perché i tanti processi e i lunghi processi e spesso anche processi complessi che magari alcune volte hanno visto situazioni anche un po' così, vorremmo dire imbarazzanti piuttosto che non meglio specificate, possono in qualche maniera vedere una soluzione anche per una prospettiva abbastanza breve. Molto bene, allora io la ringrazio ancora del suo tempo e le auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo.
Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E rieccoci qua alle 9, 3 minuti e 15 secondi, mentre aspettiamo di sentire il sottosegretario Alessandro Morelli, che come sapete è stato insultato da papà Salis, poi ci faremo spiegare da lui, insomma, come vive questa situazione. Conoscendolo credo si sia fatto una bella risata, però vabbè, voglio sapere che cosa ne pensa lui. Intanto però diamo un'occhiata qui sulle magiche onde di Radio Libertà a Italia Oggi. Legge elettorale, si discute di proporzionale, ma è possibile l'accordo sul ballottaggio? Prende forza il secondo turno. In questo modo si arriverebbe a un quasi premierato. Si discute soprattutto se ampliare appunto la parte proporzionale della legge elettorale, se inserire l'indicazione dei candidati alla presidenza del Consiglio, se riammettere le preferenze. Tra i partiti non sembrano per ora prevalere le convergenze. Ma che ne pensano coloro che sono ferrati nelle tecniche elettorali? Il loro giudizio, scrive Carlo Valentini, può forse aiutare la discussione, instradandola sui binari appropriati. Tra proporzionale e maggioritario, cioè, sta prendendo forza la variante del secondo turno, come avviene per i presidenti delle regioni. Dice Riccardo Cesari, docente di metodi matematici all'Università di Bologna, in un sistema multipartitico come quello italiano, la stabilità dell'esecutivo e l'efficienza del legislativo richiedono sia un'elevata soglia di sbarramento che disincentivi la frammentazione, sia un ballottaggio al secondo turno che premi la lista tra le due più votate, complessivamente più convincente. Il ballottaggio è anche proposto da Roberto Dalimonte, docente alla LUISS e a suo tempo ispiratore dell'Italicum. Penso che la soglia corretta perché la coalizione vincente possa avere il premio di maggioranza sia il 50%. Solo così si può essere ragionevolmente certi che il vincente sia la vera preferenza della maggioranza degli elettori. Inoltre, con questa soglia è praticamente certo che ci sarebbe un ballottaggio e col ballottaggio si farebbe il premierato. Infatti, in questo modo gli elettori sarebbero messi di fronte a una scelta netta e facilmente comprensibile tra due sole alternative e sarebbero in grado di scegliere il premier e la sua maggioranza. Si realizzerebbe una sorta di elezione diretta senza modificare la Costituzione e quindi la forma di governo parlamentare e senza toccare i poteri del capo dello Stato. Il candidato, pur eletto direttamente dai cittadini, potrebbe essere comunque rimosso con un voto di sfiducia delle Camere. Concorda sul fatto che l'indicazione del candidato presidente potrebbe far superare i dilemmi sul premierato Salvatore Curreri, docente di diritto costituzionale all'Università di Enna. La possibilità di designare il candidato premier potrebbe addirittura evitare al governo la via costituzionale della riforma sul premierato, aggirando peraltro una serie di problematiche a esse connesse. La designazione richiama un po' i meccanismi elettorali che hanno caratterizzato la Prima Repubblica. Quanto alle preferenze, la loro reintroduzione trova dubbioso Stefano Ceccanti, docente di diritto pubblico alla Sapienza di Roma. Le liste bloccate sono delegittimate, ma lo strumento dei collegi uninominali veri, ossia che coprano l'insieme dei seggi, non solo 3/5 come oggi, resta infinitamente migliore delle preferenze, che metterebbero in competizione su circoscrizioni troppo grandi candidati dello stesso partito. Già le preferenze per le elezioni alla Camera creavano vari problemi sotto il primo sistema dei partiti, ma oggi l'introduzione di alcune tipologie molto generiche di reato come il traffico di influenze esporrebbero molto di più il sistema a un'espansione del giudiziario, che potrebbe entrare di peso nelle campagne per le preferenze. Infine Pino Pisicchio, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Roma, mette in guardia sul fatto che la legge elettorale
non dovrebbe servire a una maggioranza. Non deve succedere, come spesso è accaduto in passato, che chi maneggiava con profitto i numeri del Parlamento abbia proceduto a modificare le leggi elettorali secondo il criterio dell'utilità politica della maggioranza, piuttosto che concepire uno strumento di democrazia. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra. Noi apriamo a questo punto il telefono perché non riusciamo a entrare in contatto con il sottosegretario Alessandro Morelli per il momento perché il telefono è staccato, però se lo troveremo, diciamo, nel corso dei prossimi minuti, ovviamente avremo l'Italia da fare. Vi do un altro aggiornamento intanto che arriva dalla CNN. L'Iran ha lanciato più di 400 missili contro Israele da venerdì. Questo è quello che dice l'ufficio di Netanyahu. Da quando Israele ha lanciato i suoi attacchi su Iran venerdì scorso, il 13 di giugno, l'Iran ha lanciato più di 400 missili e centinaia di droni contro Israele, secondo l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Gli attacchi hanno colpito 40 siti su tutto il territorio israeliano, dice l'ufficio, risultando in qualcosa come 19.000 dichiarazioni di Va ora in danno. onda. E allora, da giudicare dalla sigla che è andata in onda, è chiaro che noi abbiamo al telefono il sottosegretario No, è partita Alessandro da sola, Morelli. Antonino. Come? È partita da sola. Ah! È il bello della diretta, diceva Gianni Piano. Vabbè, il telefono continua a essere aperto allo 0292947222. Vi dicevo, sono state presentate 19.000 richieste di risarcimento dei danni presentate al fisco di Israele. Ad oggi ci sono state 24 vittime nel paese, più di 800 feriti, oltre 3.800 persone evacuate dalle loro case. Almeno invece 224 iraniani sono morti da venerdì, secondo le autorità iraniane. Adesso abbiamo il telefono aperto, 2 telefonate, prendiamo la prima. Pronto, chi è là? Non era pronto. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, mi senti? Ehi, Francesco, ciao. Ciao. Allora, che si io dice ho da sentito Roma? che si dice da Roma che è iniziata la stagione estiva ed è ricca di eventi, manifestazioni. Tra l'altro domani sera, se non sbaglio, c'è anche il concerto di Mogol organizzato. Per chi può interessare. Ma io non sono in zona perché sennò verrei volentieri. Comunque, dimmi tutto. No, prima parlavi con l'onorevole sul discorso della sicurezza sul lavoro, giusto? Sì, l'onorevole Dreosto, sì. Sì. Tra l'altro lo stesso cognome del Papa, ovviamente è un cognome anche qua della nostra zona. No, è Dreosto, non Prevosto. Ah, Preosto, allora chiedo Dreosto scusa. con la D di Domodossola. Ah, ok. Allora niente, combinazione, ieri ho fatto neanche apposta il corso di aggiornamento sulla sicurezza. Premetto che sono 40 anni che lavoro nel settore metalmeccanico e sono ancora uno dei pochi che lavora su macchine utensili tradizionali, vale a dire non tutte quelle col computer, quindi senza hanno le protezioni, ma non sono quelle col carter e tutto, devi andare tu a fare il pezzo, fare le quote e tutto, frese, torni, rettifica tangenziale, che per dirti è quella macchina che quando devi fare la testa della macchina, dove ci sono le guarnizioni, la si può rettificare, ma io non faccio quelle lavorazioni lì. Comunque, tanto per chiarire un po' il lavoro che faccio io. Ma scusa, lo spianamento della testa non lo fa il tornio? No, sarebbe per i pistoni la rettifica per i diametri, mentre invece per i piani sì, perché si parla di millesimi di millimetro, no? O centesimi, ecco, dipende quanto bisogna abbassare. Quindi sono lavori di precisione che anche un tornio parallelo o anche un CN sì, lo può fare, però comunque la resa ottimale è sulla rettifica. Infatti quando si dice rettificare, ma anche internamente dove passano i pistoni ci sono quelle che entrano dentro e vanno a rettificare anche il diametro interno. Poi c'è quello esterno e poi c'è la testa sopra. Comunque vabbè, io in 40 anni di onorato servizio, infortuni sul lavoro diciamo che mi sono successi quando ero giovane, che stavo imparando il mestiere, perché una volta tu entravi in fabbrica a 15-16 anni e c'era della gente che non ha studiato,
però ha fatto per tutta la vita quel mestiere lì, ti insegnava bene come lavorare e come non farti male. Stare attento a lavorare bene, perché se tu lavori in sicurezza, lavori bene, lavori meglio e non ti fai male. Poi i rischi ci sono sempre, no? Però io in 40 anni di onorato servizio ho sempre messo come stella polare la mia sicurezza, il lavorare in un contesto di ordine e di sicurezza, appunto per non andare a incorrere a infortuni che nel mio mestiere ci puoi tagliare, e sarebbe il minimo, però puoi perdere una mano, puoi perdere un braccio, cioè che ci sono i meccanismi che sono a vista, no? Tipo la chiocciola, la madrevite, che se ti va dentro tipo il grembiule ti tira dentro. E quindi sono sempre stato attento, quindi ho avuto 2 piccoli cosine così, ma quando avevo 16-19 anni, perché ero appena all'inizio. Poi sono sempre stato attento, e quelle persone che ho avuto il piacere di lavorare insieme ho sempre cercato di dare la mia idea di come si lavora, soprattutto non rischiare di farsi male, stare attenti, e quando tu sei tranquillo lavori anche bene. Poi il sindacato, quello lì di sinistra, ha voluto fare quei referendum che si sapeva già che andavano a sbattere contro un muro, perché sì, ok, interessa anche al sindacato la sicurezza del lavoratore, però sono cose più che altro legislative. Infatti ieri nel corso della sicurezza ci è stato spiegato che le regole sono un po' cambiate, adesso concorre anche il dipendente che sei nel penale. Puoi avere anche un mese di reclusione nel caso di cose gravi e delle ammende pecuniarie che vanno dai 200 ai 600 euro, però comunque risponde sempre il datore di lavoro in primis. Poi nel caso vengono a prendere anche te. Però se uno lavora come lavoro io, che sono stato fortunato e spero tra 4 anni di ritirarmi in buon ordine, purtroppo la mia azienda perderà, come è successo con i miei colleghi che sono andati in pensione, un know-how di gente che sapeva un po' lavorare. Adesso ormai con le macchine a controllo numerico diciamo che sì, ok, devi avere almeno una base di meccanica, però è tutta una cosa fatta col computer, tutte AutoCAD, quelle cose lì che io non ci lavoro perché sono sempre rimasto sulle macchine tradizionali e mi è andato sempre bene così, perché mi piace più creare io il pezzo che non farmelo fare dalla macchina. Ecco, la mia soddisfazione è quella lì. Quindi il mio appello è che chi lavora, sì, ci sono delle situazioni borderline, contratti precari, subappalti, così, che rientravano anche nel referendum, e lì lavori praticamente col fucile puntato sulla schiena, e la fretta purtroppo causa incidenti, infortuni, morti nelle peggiori dei casi, però sono in categorie i morti. In fabbriche metalmeccaniche onestamente, almeno che uno non lavora negli altiforni o fanno cose enormi che puoi rimanere schiacciato da qualcosa, ma come metalmeccanici nella mia azienda non è mai successo niente, a parte qualche infortunio così, ma di lieve entità. Però comunque c'è sempre da stare attenti. E poi anche i ragazzi giovani che si apprestano a lavorare dopo aver fatto la scuola anche professionale, diciamo che vengono fuori che non sono proprio formati. Infatti c'è questa alternanza scuola-lavoro che speriamo che funzioni, perché poi ci sarà un ricambio. Io, per dire, sono del 70 e quando io finirò ci sarà qualcuno che dovrà prendere il mio posto, ci vorrà qualcuno anche che bene o male riesca ad andare avanti. Poi l'esperienza te la fai con gli anni, come me la sono fatta io. Stare attento, avere un taglio, no? Quando uno diceva in dialetto aletaia, vuol dire che sa fare ballare l'occhio e fare bene il suo mestiere, e anche avere un ambiente di lavoro come fortunatamente ho io, che non è tossico, si lavora bene, e anche lì ti aiuta a lavorare più in sicurezza e in tranquillità. Quindi è così. Io mi ritengo fortunato. Mi dispiace che tra 4 anni finirò perché sono ancora giovane, però d'altronde da quando ho 14 anni che lavoro e voglio anche un po' riposarmi e godermi il mio lago ad Arona, la mia zona, e andare in giro e non pensare più a niente, solamente a star tranquillo e rilassarmi. Poi Antonino, mi sembra che tu finisci a giorni o finisci oggi? Venerdì. Ah, ecco, ma allora nel caso non ci sentiamo, se vai in ferie, buone vacanze, o se no, se sei in No, radio, non vado in nei- ferie, torno a fare solo il serale, anziché fare questo doppio turno che mi ha portato a sostituire Sammy in questi quasi 2 mesi. Non che vado infatti- assolutamente in ferie. quindi. Che infatti rientra anche il Sammy, un abbraccio, che è andato tutto bene, e ascoltiamo il Sammy e poi dopo ascolterò anche te, va bene? Tonino, ti mando un Grazie. abbraccio e grazie dello spazio, a Legar, e Grazie stammi a te. bene. Ciao, ciao, Sì, ciao. ciao. Abbiamo un'altra telefonata nel caso, Francesco?
No. Pronto? Oh, Sì, sì. sì, sono Pronto? io, signor Tonino. Elisetta, Buongiorno, buongiorno. Elisetta. 2 paroline. Allora, il dilemma degli USA, signor Tonino, evitare l'escalation o indebolire l'Iran? Ci mettiamo un bel punto di domanda. Se Israele sposta la guerra da Hamas all'impero persiano, l'America si interroga a approfittarne per colpire Teheran e dedicarsi a Cina e Russia, oppure limitare l'alleato come in passato, senza assistenza militare statunitense e niente attacchi al nucleare iraniano. La saluto e buona giornata, signor Tonino. Ma il concetto sì, è proprio così, come dice lei, senza assistenza, senza la bomba da 14 tonnellate abbiamo fatto poco. No, ormai non è un lusso che ci si può più permettere, perché nel caso in cui Washington fermasse Gerusalemme, a quel punto l'Iran avrebbe il tempo per leccarsi le ferite e avrebbe il tempo di arrivare davvero alla bomba atomica. Quindi io credo che l'intervento ci sarà quantomeno per distruggere i bunker. Probabilmente l'America distruggerà i bunker. Poco fa la BBC ha sentito Michael Oren, che è stato ambasciatore di Israele all'ONU e che peraltro è uno storico di estremo valore. Io vi invito a leggere il suo bellissimo libro sulla guerra dei 6 giorni. E lui ragionava di questo fatto, cioè sarebbe più comodo per Trump, e questo è quello che tra l'altro lui teme, che l'Iran attaccasse una nave o delle installazioni americane nell'area del Golfo, e allora a quel punto lui avrebbe tutta la luce verde per intervenire. Io credo che se ci sarà l'intervento americano, esso sarà limitato solo a colpire e distruggere con le bunker buster, con le bombe appunto da 14 tonnellate, distruggere i siti sotterranei, soprattutto Fordow, che è il cuore del programma nucleare iraniano. Quindi se si distruggono i siti nucleari, a quel punto Israele finisce di annichilire tutto il sistema di batterie missilistiche che ogni notte minaccia le sue città, e dopodiché praticamente Khamenei gli resta solo la mazzafionda e le scorregge per cercare di combattere contro Gerusalemme. A quel punto è possibile che il regime cada per una spinta interna, perché, torno a ripetere, vedere la gente che scappa da Teheran in questo modo è l'evidente dimostrazione che ormai questo regime non comanda più niente, insomma. Qualunque regime, anche il più corrotto, si basa sul consenso. Quando la gente scappa in questo modo è segno che il consenso ormai è andato a farsi benedire. Bisogna capire adesso l'altro fatto, cioè il figlio dello Shah ha detto: vabbè, io ho già pronto il piano per i primi 100 giorni dopo la caduta degli Ayatollah. Domanda: a nome di chi parla? A nome di se stesso? Se parla a nome di se stesso, pure io ho anche il piano pronto per i primi 100 giorni di governo dopo la caduta degli Ayatollah, ma parlo a nome di me stesso, quindi conto zero. Oppure c'è qualcuno che è pronto a dargli fiducia e ad appoggiarlo? E chi? Netanyahu e Trump? Perché nel momento in cui lui si spinge a fare una dichiarazione di questo genere, i casi sono due. O abbiamo a che fare con un mitomane che si fa di LSD tutte le sere, ma nel caso del principe Pahlavi non risulta, oppure il principe Pahlavi, che fino ad oggi è stato molto cauto nelle dichiarazioni, tenete presente questo, per spingersi a fare questa promessa evidentemente ha un forte appoggio di qualcuno, e se ha questo forte appoggio, io a questo punto, visto anche che l'ambasciata americana in Israele è stata chiusa da oggi fino a venerdì, non vorrei che tra stanotte e domani notte qualcosina, stelle e strisce, capiti sul territorio iraniano. Abbiamo un'altra zappa, non so se la questione del terzo mandato sarà portata avanti alla Lega fino alla fine. Io sono veneto e me lo auguro, non ho fiducia nei rappresentanti veneti di Fratelli d'Italia, non per partito preso. Ma se questo non avverrà, spero rimanga alla Lega. Non vorrei però ci fosse uno scambio per un'altra regione in futuro. Vedremo. Se così fosse, la Lega, in particolare Salvini, che ho finora nel mio piccolo sempre difeso,
non avrebbero più la mia e penso di molti altri stima. Questo è quello che ci scrive questa ascoltatrice o ascoltatore, chi è. Andiamo avanti, il telefono è ancora aperto alle 9:22 minuti e 37 secondi allo 0292947222, oppure se volete ci potete mandare le vostre zap o WhatsApp al 340 670 9659. È stata, devo dire la verità, è stata una galoppata abbastanza faticosa, però è stata bella. È bello stare con voi. È stato bello stare con voi, sia al mattino che alla sera. D'altronde io non sono fatto di acciaio temperato, quindi mi fa molto piacere che Sammy stia bene e che sia di ritorno. Permettetemi anche questo piccolo momento di egoismo personale. Allora, abbiamo le tracce dei temi, signore e signori, una frase di Borsellino, una riflessione sulla parola rispetto, una poesia di Pasolini tra le 7 tracce della prova di italiano. Gli studenti avranno a disposizione al massimo 6 ore per terminare il compito. I giovani, la mia speranza, un messaggio del giudice Paolo Borsellino, è una delle 7 tracce, scrive l'ANSA, fornite ai maturandi per la prima prova scritta, l'italiano dell'esame di Stato, secondo quanto apprende appunto l'agenzia. Anche un riassunto e riflessioni sulla parola rispetto, tratta da un testo di Riccardo Maccioni e tra le tracce, così come anche una poesia di Pierpaolo Pasolini. Tra le tracce pure gli anni 30 e il New Deal, in un testo è tratto da Pierce Brandon, gli anni 30, il decennio che sconvolse il mondo, di Carocci Editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare. I social e le indignazioni e anche tra le proposte di tracce per l'esame. Il testo è tratto da un brano di Anna Meldoresi e Chiara Lalli. L'indignazione è il motore dei social, ma serve a qualcosa il titolo ed è tratto da un supplemento Il Corriere della Sera. La terza traccia della tipologia B, testo argomentativo, incentrata sul brano dal titolo Un quarto d'era geologica di celebrità del filosofo e saggista Telmo Pievani, pubblicato sulla rivista trimestrale Sotto il Vulcano, che riflette sull'impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio. La maturità è cominciata stamattina alle 8:30, gli studenti sono 524.415, di cui 13.066 esterni e ovviamente le tracce sono messe a punto tutte e 7, divise sono tutte messe a punto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e sono divise in 3 tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Per cui vedremo tra poco quale sarà questa poesia di Pasolini per l'esame di maturità, così magari ve la leggo pure. Sì, in effetti se uno ci pensa, quest'anno sono 50 anni dalla sua morte, per cui ci stava che ci fosse Pasolini. Ecco, Fanpage aggiunge che c'è pure Tomasi di Lampedusa nelle tracce, signore e signori. Pasolini con una poesia, appendice 1, e poi dal diario di Tomasi di Lampedusa, appendice 1, Pasolini. Vediamo cosa dice questa poesia, dai, che così chiudiamo con un po' di poesia che ci sta tutta. Eccolo qua. Accetta. No, questo non mi interessa. Dov'è? Abbiamo 2 telefonate intanto. Pronto? Chi è là? Pronto? Ciao Mario, dimmi. Buongiorno. Ben trovato. Allora, vabbè, auguri per i prossimi lavori e bentornato a Semivarina quando arriverà. Allora, quello che io voglio dire è una cosa. L'altro giorno ho fatto un'intemerata sull'informazione. Io sono molto preoccupato per l'informazione. Sta retrocedendo in maniera vergognosa il centrodestra. Come io gli avevo consigliato, non fa una campagna mediatica, diciamo, adeguata, e ho notato che ultimamente, lo so che lei, Danna, mi rimproverà, ma io è quello che noto. Io vedo che purtroppo dopo
le minacce che gli sono arrivate un paio di mesi fa, il signor Del Debbio si è adeguato, si è impaurito, diciamocelo francamente, si è proprio cagato sotto. Questo, scusi il termine un po' volgare, un po' grossier, però insomma io vedo che non è più neanche lui, non c'è più un eloquio sveglio, si impappina con le parole, ha difficoltà proprio nel parlare. Questo è. E poi un po' di novità, caro Danna. C'è vita oltre Paolo Mieli e Barbero? C'è qualche cosa che il centrodestra porti una novità diventata di freschezza, di novità, di qualcosa di nuovo? Oppure questo rispettabile signore di 76 anni che tutti noi quanti ammiriamo in quanto allievo di Renzo De Felici, lo conosciamo tutti quanti, su questo può parlare e sentenziare a tutte le ore del giorno in Rai, in Mediaset, alla 7 e cose varie, con un potere assoluto. Sentiamo cosa dice Paolo Mieli, sentiamo cosa c'ha da dire Paolo Mieli. E oltre a Barbero ci possono essere anche altri storici di altre tendenze, ma giusto per il dibattito, il confronto, la novità, la freschezza. Ecco, questo io voglio dire. C'è vita oltre Paolo Mieli e Barbero? Domanda al centrodestra. Grazie. Ma guarda, ti dirò una cosa, a me Paolo Mieli piace come storico. Per quanto riguarda quello che ha fatto nel giornalismo italiano, non mi trovo con lui, perché il mielismo, questo mescolare l'alto e il basso, ha prodotto un giornalismo che sembra infotainment, che non è giornalismo, e io trovo francamente insopportabile. Chiudiamo con la poesia di Pasolini proposta agli studenti, signore e signori. Mi ritrovo in questa stanza che non è la mia stanza e vedo intorno a me un'aria nuova, ignota e abbandonata. È una muta campagna, e non muta perché non vi sia chi parli, ma muta come il cuore di chi non ha più nulla da dire, perché tutto è stato detto e tutto è passato. Non basterà a difendermi un tempo che non sia il mio tempo, né una stanza che non sia la mia stanza. Io sono solo e intorno a me la campagna è come me, sola, e la luna è come me, muta, e sento che la mia vita, come la campagna, come la luna, è senza ricchezza, senza pace, senza rimpianto, e la mia vita è come la campagna che gira muta su se stessa, e la luna gira con lei, e io con la luna e la campagna giriamo senza parlare, senza saggezza, senza pace, e la notte è finita. Grazie per essere stati con noi. Adesso abbiamo Giovanni Sallusti con Liberamente e poi c'è lui, l'auto da fede di Giulio Cainarca. Grazie a tutti, stasera appuntamento con Zoom alle 18:05. Viva la poesia, viva la maturità, viva l'Italia. Buongiorno. Avete ascoltato la rassegna stampa.